Buonasera a tutti, benvenuti al nostro appuntamento con la nutrizionista risponde. Quest'oggi volevo affrontare un argomento attualissimo. Si parla di vaccini, si parla di vaccini e alimentazione. Perché? Perché sono tante le domande che i pazienti fanno a riguardo, no? Soprattutto chiedono se bisogna fare il vaccino, andare a fare il vaccino a stomaco vuoto, oppure cosa bisogna mangiare prima del vaccino, dopo il vaccino, se ci sono degli alimenti che interferiscono oppure che possono causare delle problematiche poi magari nei sintomi che ci sono, no? Che possono esserci dopo la somministrazione del vaccino. Ecco, io volevo innanzitutto sfatare questa cosa perché sono tanti i dubbi diciamo che è normale che sia così perché stiamo combattendo con qualcosa che conosciamo poco e che ci fa un po', ci fa paura. Quindi innanzitutto non è necessario che il vaccino venga fatto a stomaco vuoto. E poi è naturale che bisogna mangiare in modo equilibrato, no? Quindi evitando tutti quegli alimenti processati, tutti gli alimenti ricchi in zuccheri semplici, no? Raffinati, quello di cui parliamo, diciamo, noi nella nostra rubrica, no? Quindi è importante fare dei pasti leggeri, soprattutto ricchi di proteine vegetali, quindi o proteine della carne ma magre, no? Quindi carni magre, per esempio le carni bianche, oppure le proteine dei legumi. Fondamentale è anche l'assunzione di fibra, la fibra che noi troviamo nella frutta, nella verdura, nei cereali integrali per esempio, no? Nei legumi. Ecco, la fibra intanto è un prebiotica per l'intestino, cioè nutre il nostro intestino e quindi una buona regolarità intestinale, un intestino che funziona bene, fa sì anche che nei postumi della somministrazione magari ci siano meno complicazioni, no? Gastrointestinali per esempio. Quindi diciamo che è tutto correlato. Poi è fondamentale quindi non mangiare alimenti troppo grassi, no? Troppi grassi saturi, troppi alimenti processati, ricchi di conservanti, di esaltatori di sapidità, non vanno bene. Poi un'altra cosa che può interferire soprattutto con quindi i sintomi che il vaccino dà è l'idratazione. L'idratazione è fondamentale. È un alimento che può interferire con questo è proprio per esempio l'alcol, no? Chi fa abuso di alcol sostanzialmente tende ad essere una persona disidratata e invece l'organismo deve essere idratato, soprattutto se nel post vaccino si ha la febbre magari, no? Quindi è necessario anche per quanto riguarda per esempio la nausea, i problemi gastrointestinali che possono esserci dopo. Quindi l'alcol può in qualche modo aumentare questa sintomatologia. In realtà sostanzialmente è questo quello che dovremmo mangiare senza fare restrizioni, senza è necessario fare un pasto o uno spuntino prima di andare a fare il vaccino, quindi non sono necessarie restrizioni eccessive, ok? Quindi non preoccupatevi, andate, prenotatevi, fate il vaccino perché è l'unico modo che abbiamo per poter ritornare a vivere la nostra vita in modo normale e diciamo che abbiamo tutti bisogno di un po' di normalità. Io vi lascio, vi do appuntamento alla prossima settimana, se avete dubbi potete contattarmi per qualsiasi cosa, va bene? Buona serata.